Buongiorno a tutti! Benvenuti a questa seconda edizione del premio Manus Futuri di Forma Veneto, un premio che celebra e valorizza coloro che si sono distinti per l'eccellenza nella formazione professionale nella nostra regione. Vi anticipo subito che con grandissimo piacere, tra poco avremo l'intervento online del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'onorevole Marina Elvira Calderone. Quindi ci sarà un cambio di scaletta sul momento e davvero un intervento molto molto gradito. Ma partiamo raccontandovi, anche se conoscete benissimo chi è Forma Veneto, alcuni dati, alcuni numeri che raccontano questa realtà così importante. Allora, è un'associazione regionale senza scopo di lucro, nata nel 2000 e costituita da enti che operano nel campo della formazione professionale, iniziale, superiore, continua e permanente. Si occupa di orientamento, di promozione sociale e del lavoro, ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa. Forma Veneto, lo vedete qui in numeri, è presente in 44 comuni del territorio regionale, con 90 scuole di formazione professionale che nell'ultimo anno scolastico hanno attivato, pensate, ben 1078 corsi, coinvolgendo oltre 20.000 studenti e 11 centri dedicati all'handicap grave. I servizi erogati da Forma Veneto vanno dalle azioni di integrazione tra scuola e mondo del lavoro, alle attività di supporto attraverso azioni di divulgazione e informazioni dei principi e degli obiettivi dell'associazione. E poi, oltre a questo, anche grande importanza alle relazioni istituzionali con gli enti territoriali e regionali. Tutto questo è Forma Veneto e voi ne fate parte. Ed ora vediamo insieme quali sono gli enti associati a Forma Veneto. Allora li vedete: CIOFS FP Veneto e ancora CNOS FAP Veneto, CPV, il Centro Produttività Veneto, ENAIP Veneto, FedForm Veneto e ancora abbiamo FICAP Veneto, Fondazione San Nicolò e Irigem. Fatevi davvero un grandissimo applauso. Oggi siete voi i veri protagonisti di quello che possiamo dire è un vero e proprio successo formativo. Pensate che le nostre scuole raggiungono il 90% di questo successo negli esiti occupazionali. È un dato davvero altissimo. Circa il 35% degli allievi continuano il loro percorso formativo e scolastico e il 55% trova lavoro entro un anno. Solamente il 10% rimane inoccupato, quindi davvero sono numeri molto molto significativi. Dati che in Italia non hanno uguali e che spingono gli enti di formazione a impegnarsi sempre di più nei confronti di tutti voi studenti. Questi dati ovviamente hanno un impatto notevole sulla dispersione scolastica che la strategia di Lisbona fissa ad un massimo del 10,5%. Ebbene, in Veneto davvero stiamo facendo un grandissimo lavoro, state facendo un grande lavoro perché la dispersione scolastica è all'8,7%. Questo dalla fonte del MIUR del 2016, tutto grazie anche alla formazione professionale. I percorsi di istruzione e formazione professionale in Veneto infatti recuperano circa 4.000 allievi sbalzati fuori dal sistema di istruzione e quindi davvero ancora grazie e complimenti per il lavoro che svolgete quotidianamente. Vedo che ci sono ancora degli studenti che ci stanno raggiungendo, accomodatevi pure perché
Stiamo per iniziare appunto questa seconda edizione del premio Manus Futuri, che vi vede protagonisti, un premio il cui obiettivo è proprio quello di creare consapevolezza e attenzione sulla formazione professionale, sulle straordinarie potenzialità formative, occupazionali e di partnership capaci di generare davvero un impatto positivo e di crescita delle comunità e dei nostri territori veneti. Oggi quindi premieremo la migliore azienda, il miglior lavoratore e gli allievi che si sono diplomati con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2021-2022, quindi lo scorso giugno. Dei veri centini. Fatevi già un grande applauso perché è tutto meritatissimo. E allora, come sono stati selezionati i premiati di oggi? Intanto i premi verranno assegnati su base regionale, valorizzando l'alleanza strategica tra imprenditoria, istituzioni, parti sociali e scuole di formazione professionale. E le candidature sono state attentamente selezionate da una giuria qualificata che ho il piacere di presentarvi. E quindi diamo subito il benvenuto e salutiamo il presidente di Forma Veneto, Giorgio Sbrissa. Buongiorno e benvenuto. E poi chi altro fa parte della giuria? Il presidente di Fondazione San Nicolò DF, Federico Pendin. E ancora il delegato regionale di CNOS FAP e quindi do il benvenuto a Gianfranco Zotta, o meglio il suo delegato Alberto Grillai. E poi il presidente di FICIAP Veneto. Con noi c'è il delegato di Orazio Zenorini, Franco Bevilacqua. Diamo il benvenuto anche il presidente dei Giovani Industriali del Veneto, Marco Dalla Bernardina. E per noi c'è anche la segretaria generale della CISL Veneto, Valeria Cittadin. E ancora fa parte di questa giuria il presidente di Confartigianato Imprese Veneto, Roberto Boschetto. Un saluto anche all'amministratore delegato del gruppo Atesis, Matteo Montan, che si è impegnato appunto in questo, che è stato un lavoro molto impegnativo. E allora, per darci ovviamente il benvenuto, passo subito il microfono e quindi la parola al presidente di Forma Veneto, Giorgio Sbrissa. Buongiorno a tutti. C'è tanto silenzio nei nostri ragazzi oggi, non so cosa succede, perché di solito i nostri ragazzi della formazione sono più vivi e vorrei sentirli un attimo. Bell'urlo, allora, forte, da stadio. Sono emozionati, Presidente. No, è che hanno già preso la pagella e per cui non hanno nessun problema per il futuro. Ecco. Non vi abbiamo sentiti. Riproviamo, 1, 2, 3. Possono fare di più, si possono impegnare di più. Federico, prova tu. No, è pericoloso aizzarli, Giorgio. Comunque dai, forza ragazzi. Voce, 1, 2, 3. Era già un po' meglio. Non farò grandi discorsi perché Angela ci ha già presentato tutto. C'è una cosa che mi tiene invece nel cuore e che voglio condividere con voi. Oggi siamo a premiare l'eccellenza. Definire l'eccellenza è difficile. Se uno mi dovesse chiedere, lo pensavo questa mattina, qual è una macchina eccellente, direi la Panda. È una macchina che costa poco.
è bellissima e mi porta ovunque. Sicuramente mi piace anche la Ferrari, ci mancherebbe. Quello che voglio dire è questo. Oggi abbiamo i nostri ragazzi con noi, i nostri migliori colleghi, le nostre migliori imprese che ci accompagnano tutti i giorni. Eccellenza è quello che ci mettiamo nella vita. Siamo all'interno dei job e la prima parola è accompagnare. Io credo che il nostro compito sia accompagnare all'interno di una comunità. Oggi siamo comunità, ma accompagnare le persone perché possano avere un futuro bello di felicità. E l'eccellenza sarà quello che riusciranno a fare tutti i giorni, soprattutto da cittadini. Questa è la nostra eccellenza. E il nostro pensiero primo è ai nostri ragazzi che sono qui con noi oggi, perché loro sono il nostro futuro, lo sappiamo, ed è per loro che tutti i giorni apriamo le nostre porte, i nostri laboratori, diamo i voti, ci arrabbiamo, ma alla fine cittadini eccellenti è il nostro sogno. Grazie ragazze e ragazzi di essere qui con noi oggi. E allora grazie davvero al presidente di Forma Veneto Giorgio Sbrissa. C'è in collegamento il ministro e quindi diamo subito il benvenuto al ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'onorevole Marina Elvira Calderone. Buongiorno a tutti, veramente grazie per questo invito. Consentitemi di salutare tutte le persone presenti, ma io credo sia importante. Ho ascoltato l'intervento del dottor Sbrissa e sono importanti, e i protagonisti sono i giovani che sono presenti lì in questo momento, che è certamente di festa e di celebrazione, ma credo che sia importante celebrare un modello che funziona, ed è certamente il modello della formazione e del duale del Veneto. La vostra è una regione che, per quanto avete detto, ha una percentuale di dispersione scolastica dell'8,7%, che è veramente un focus di positività. E io credo che sia anche la chiave del successo imprenditoriale del modello Veneto, del modello Nord-Est, in cui l'attenzione è rivolta certamente all'accompagnamento al lavoro in modo ragionato e soprattutto puntuale e attento a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro, del mondo dell'impresa. Le imprese sono i vostri partner e i soggetti da cui trarre anche le indicazioni per rendere i percorsi di formazione professionale quanto più aderenti a quella che è la realtà e soprattutto anche in grado di cogliere tutte quelle che sono le sfide che oggi il mercato del lavoro ci pone. 2 anni di pandemia hanno cambiato radicalmente il nostro modo di lavorare, il nostro modo di relazionarci gli uni con gli altri, il nostro modo anche di fare comunità. Però credo che siano stati anche degli anni che ci hanno consentito di comprendere quanto poi quelle che sembravano delle certezze granitiche, anche dei tecnici del mondo del lavoro, poi invece siano ben poca cosa rispetto a una transizione che ci deve portare e ci deve accompagnare verso un futuro in cui i modelli di lavoro, ma anche il modo di lavorare sarà completamente diverso. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un obiettivo importante per il nostro Paese. La sua attuazione non è solo ed esclusivamente un qualcosa che attiene a delle modalità di impiego di un'ingente fonte di finanziamenti, ma è anche, secondo me, una provocazione ed è anche
un monito per tutti coloro i quali sono coinvolti in processi che devono migliorare il tessuto socio-economico, produttivo, sociale proprio del nostro Paese. E per quanto ci riguarda, come Ministero del Lavoro, noi abbiamo affidata la missione sulla inclusione sociale e lavorativa, e non ci può essere certamente migliore inclusione sociale se non quella attraverso il lavoro. Quindi noi guardiamo con grande attenzione e anche con molto favore alla vostra esperienza, alle vostre eccellenze, al vostro percorso che parla di una prossimità al mondo dell'impresa, ed è questa la valorizzazione importante, il percorso importante da fare. Certamente noi sappiamo perfettamente che l'Italia non è solo ed esclusivamente legata a percorsi, a tradizioni e anche a risultati come quelli della vostra regione. Ci sono delle realtà in cui la formazione tecnica superiore, gli istituti tecnici superiori sono oggi maggiormente sono in difficoltà, perché magari è anche in difficoltà il tessuto produttivo, però è importante invece, io credo, rafforzare quanto più possibile il sistema duale, e quello è certamente anche un impegno che deve caratterizzare quella che poi l'apporto di tutti i soggetti che hanno delle responsabilità e delle competenze nel mondo del lavoro. Quando si parla di cittadinanza, si parla di cittadinanza responsabile. L'essere cittadini responsabili vuol dire anche farsi carico di quelle che sono le esigenze di valorizzazione di quelle che sono poi le risorse e i talenti italiani. L'Italia è un paese punto di riferimento nel mondo per non solo le bellezze dei suoi territori, il suo patrimonio storico e artistico, ma anche la sua capacità di fare impresa, di fare innovazione, e soprattutto per quel Made in Italy che è una parola di uso comune per tutti i cittadini del mondo, ed è un riferimento al bello e soprattutto alla qualità delle nostre imprese. E in questo c'è sicuramente anche tutta l'importanza della filiera produttiva della vostra regione, del nord-est, che è un punto di riferimento importante anche per quelli che sono gli studi e i ragionamenti dei tecnici del mondo del lavoro. Noi siamo abituati a studiare i modelli degli altri paesi, ma dobbiamo imparare anche a valorizzare attentamente quelli che sono i modelli positivi che noi abbiamo in casa e che devono servire anche come punto di riferimento e di confronto per replicare quelle che sono le positività che noi abbiamo. Quindi quando io dico rafforzare il sistema duale, certamente credo anche che sia importante farlo attraverso una attenta applicazione e sostegno anche di quegli strumenti contrattuali come l'apprendistato, che in questo momento necessita certamente anche di una ulteriore valorizzazione e, perché no, forse anche di una riflessione a livello di impianto normativo. Poi credo che sia importante in chiave nazionale rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con quelli che sono i fabbisogni del mercato del lavoro. Però ecco, credo che la componente importante sia quella di investire su tutto quello che poi il patrimonio di competenze che viene dalle nostre aziende, dalle nostre piccole e medie imprese, dalle nostre imprese che devono sempre di più essere anche delle imprese formative, perché non è certamente
la formazione a catalogo quella che può essere la risposta a quelle che sono le esigenze invece del mondo imprenditoriale di puntare a professionalità nuove che sappiano vincere le sfide attuali, ma con una proiezione e una visione invece che deve essere di prospettiva. Per cui io credo veramente di dovermi complimentare per quelli che sono i risultati, per i talenti che oggi premierete, che sono certamente dei ragazzi che hanno in modo brillante concluso un percorso di formazione, ma il nostro obiettivo deve essere che quello sia un percorso che possa coinvolgere un numero sempre maggiore di nostri giovani, perché una delle cose che fa più male a chi poi deve ragionare su quali dovranno essere anche le scelte normative per il futuro e fare i conti con quel numero impressionante di giovani NEET che non studiano, non si formano, non lavorano e soprattutto che non vedono prospettive future. Io credo che come Paese non ci possiamo permettere di lasciare alla finestra quelle che sono le nostre energie migliori e soprattutto il nostro futuro. E allora ecco che nel assicurarvi il mio massimo impegno per valorizzare ciò che già si valorizza da sé, perché è un'eccellenza veramente importante come la vostra esperienza, io credo che dovremmo lavorare molto di più e soprattutto in stretta sinergia con quelle che sono le vostre istituzioni formative e ovviamente anche le vostre istituzioni politiche regionali. Ne approfitto per salutare l'assessore Elena Donazzan, con cui abbiamo sempre avuto una lunga frequentazione di momenti di confronto e di scambio di idee, di proposte e di progettualità. Grazie infinite a tutti quanti voi, in bocca al lupo e veramente facciamo che questi nostri talenti siano poi la costruzione di un'Italia migliore e soprattutto di un'Italia in cui i nostri giovani siano orgogliosi di poter dire che hanno scelto di mettere a disposizione le loro energie per rendere più grande il nostro Paese. Grazie. Grazie davvero al Ministro Calderone per questo intervento e la sua disponibilità. E allora, in rappresentanza sempre delle istituzioni, già anticipata anche dal Ministro, voglio dare subito il benvenuto ed invitare sul palco l'assessore alla formazione, istruzione, lavoro e pari opportunità della Regione Veneto, Elena Donazzan. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti e grazie per questo invito per la seconda edizione di questo premio. Mi ha riempito il cuore sentire alcuni passaggi del Ministro Calderone. A lei, come avete capito, ho cercato di trasmettere che cosa in Veneto facciamo di bellissimo quando parliamo di raccordo tra scuola e lavoro. Ho cercato di far capire questa peculiarità che alle volte quando ci guardano da fuori non è facilmente comprensibile. Siamo la regione che ha più ragazzi nella formazione professionale, che ha più e fecondi rapporti con il mondo dell'impresa, che trova porte aperte nelle nostre scuole quando si deve dialogare e provare a raccontare ciò di cui si ha bisogno per trovare la giusta risposta. Questo è il buon metodo di lavoro che noi abbiamo e ringrazio Forma perché nel tempo ha saputo fare anche sintesi di queste scuole. Sono scuole che oggi fanno parte del sistema educativo della Regione del Veneto, che hanno al centro l'educazione, ma una formazione sempre più proiettata alla realizzazione di sé. I ragazzi possono, all'interno dei nostri percorsi, trovare le risposte della formazione delle proprie aspettative, ma anche di un contesto che è quello per cui non dobbiamo pensare
che ci sia sempre qualche cosa troppo al di là di noi, ma invece più vicino a noi su cui poter investire. Il Ministro ha fatto un passaggio anche molto bello sul valore che il Veneto ha nell'ambito dell'economia nazionale e dell'Italia nel mondo, perché quando si parla di quel Made in Italy che è entrato nel linguaggio comune anche fuori dai nostri confini nazionali, larga parte passa dall'intelligenza nelle mani, di cui la formazione professionale, Forma in particolare, sono riuscite in questi anni a valorizzare. Spero di avere anche così colto un pezzo di sfida che ieri mi è stata lanciata da Gianfranco Refosco, che è qui. Prima è stato timido, non è salito sul palco. Quando mi ha detto ieri, sfidandomi, vediamo se oggi con questo nuovo governo riuscirete a far capire esattamente di che cosa si parla quando si parla di modello Veneto. Spero che una prima risposta sia venuta già oggi. Grazie per mettere in vetrina sempre, come ho detto all'inaugurazione, la fiamma sotto il Moggio, il discorso della montagna di San Matteo che è bellissimo, non viene vista da nessuno. La fiamma sopra il lucerniere illumina. Ecco, la formazione professionale fa questo. Grazie. Assessore, grazie. Rimanga sul palco perché abbiamo un omaggio per lei da parte di Forma Veneto. Grazie davvero. Ed ora vorrei invitare colui che rappresenta i dirigenti scolastici a livello nazionale, che sapete svolgono un ruolo molto importante perché insomma non è semplice portare avanti l'attività quotidiana nelle scuole, nel mondo dell'istruzione. E quindi voglio dare subito il benvenuto al professor Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. A lei la parola, so che avrà un occhio di riguardo anche nei confronti dei centini che premieremo oggi. Certamente. Allora, buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Sono diversi anni che naturalmente ci onoriamo di partecipare a questa prestigiosa manifestazione. Non deve stupire il fatto che l'Associazione Nazionale dei Dirigenti che io rappresento sia così interessata a una manifestazione che indubbiamente ha un carattere di regionalità importante, perché come diceva l'assessore Donazzan, il Veneto è la regione con più studenti in formazione professionale, però da questa regione secondo me si è sempre irradiato in tutta Italia un modello per quanto riguarda questo aspetto formativo. Io credo che si dovrebbe farne tesoro in tutte le rimanenti regioni. Certamente sappiamo benissimo qual è il problema principale, cioè quello di un tessuto nazionale che non è omogeneo dal punto di vista della ricchezza formativa e della ricchezza aziendale, per cui poi diventa difficile effettivamente riuscire a stabilire un contatto col mondo del lavoro in tutte le regioni a livello pari a quello del Veneto. Questo però non significa che dobbiamo desistere da questo sforzo. Ricordo che il sistema educativo ha due gambe, quindi uno è quello dell'istruzione e formazione professionale di cui giustamente stiamo parlando tanto oggi, e poi c'è il sistema dell'istruzione vero e proprio che si basa sul sistema dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, nei quali purtroppo troppo spesso viene messa un po' da parte questa caratteristica, come ricordava sempre l'assessore, della formazione nelle mani, l'intelligenza nelle mani. Cioè noi non dobbiamo assolutamente combattere quest'idea che ci sia una formazione avulsa dal lavoro manuale e poi ci sia quella del lavoro manuale che è un qualche cosa di un po' più concreto, ma insomma qualcuno a volte pensa anche un po' di serie B. Ecco, dobbiamo veramente superarlo, perché questo è un retaggio del passato che non porta in nessun luogo. Il Made in Italy è stato giustamente ricordato, ma comunque sia noi abbiamo un patrimonio ricchissimo di talenti, abbiamo un patrimonio artistico fenomenale, e anche il contributo che abbiamo sempre dato alla scienza e alla tecnologia nel mondo è rilevante. Dobbiamo fare in modo che questi aspetti vengano ulteriormente valorizzati proprio da una maggiore sinergia tra queste due gambe del sistema educativo. Quindi grazie davvero, ancora un saluto a tutti voi e arrivederci presto. Grazie davvero al professor Giannelli.
Ed ora dovete sapere che tanti imprenditori della nostra regione si sono formati proprio nei vostri istituti, negli istituti professionali, quindi anche tra voi centini ci possono essere dei ragazzi che in futuro decideranno di intraprendere un lavoro autonomo e quindi di creare una realtà tutta vostra. Ci sono degli imprenditori che davvero hanno segnato il successo del nostro territorio, lo sviluppo economico, con dedizione, una forte spinta imprenditoriale, anche una visione, e che hanno sempre dimostrato sensibilità nei confronti dei giovani. E quindi Forma oggi ha deciso di onorare la memoria di 2 imprenditori scomparsi proprio quest'anno. Vorrei invitare sul palco Chiara Furlan di Enaip Veneto e Marco Dalla Bernardina, presidente dei Giovani Industriali. Benvenuti e grazie per essere con noi. Il primo riconoscimento che consegniamo è in memoria dell'ingegner Mauro Mantovan dell'azienda IREF. Quindi invitiamo subito per ritirare questa targa di ringraziamento la signora Cristina Maestrello e la figlia Arianna Mantovan, insieme all'amministratore delegato di IREF Alberto Salmistrato. Vuole dire 2 parole? Ci accomodiamo al centro, grazie per essere con noi. Allora, le passo la parola, signora Maestrello, si sente insomma di fare 2 parole, sì. Scusate, l'emozione è grande e ho dovuto scrivere. Allora, grazie a nome della nostra famiglia e di IREF. Ci fa tantissimo piacere ricevere questo riconoscimento, perché Mauro credeva moltissimo nei giovani e nella loro formazione. Lui parlava proprio dell'importanza di coltivare i talenti per far emergere e valorizzare il potenziale di ciascuno. Incoraggiava i giovani ad esporre sempre le loro idee. Sicuramente non tutte andavano bene, ma una vista con gli occhi di una mente fresca di scuola e priva di vincoli e preconcetti può diventare una risorsa preziosissima per l'azienda. Tutti abbiamo dei talenti nascosti. Grazie ancora. Grazie signora Maestrello, sicuramente un grandissimo esempio il vostro. Grazie davvero. Rimane con noi Marco Dalla Bernardina per consegnare questa seconda targa in memoria del dottor Andrea Riello di Riello Sistemi. E allora voglio invitare qui sul palco Giuseppina Tonon Riello con le figlie Veronica e Isabella. Benvenute, grazie per essere con noi. Una parola in ricordo? Volentieri. Sento una grande responsabilità ad essere qui oggi a ritirare questo premio per nostro papà, perché sono sicura che lui avrebbe amato essere qui a parlare con i giovani, su cui ha sempre contato e in cui ha creduto molto. Colgo l'occasione intanto per ringraziarvi di questo riconoscimento anche a nome della mamma, che ci rende ancora più orgogliose di lui e soprattutto che spero contribuisca a ricordare, ecco, il nostro papà, la cui figura è stata per noi un grande esempio sempre e che spero possa essere anche di grande esempio per tutti i giovani che sono qui, perché a noi veramente nella vita ha aiutato moltissimo e il suo ricordo è sempre con noi.
ce la faccio. Siamo sicure che se fosse qua oggi con noi direbbe a noi giovani, perché anche noi lo siamo, di ricordarci sempre, visto che purtroppo nella frenesia odierna spesso tendiamo a dimenticarlo, che senza forza di volontà e sacrifici non riusciamo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Quindi, grazie. Grazie davvero a Veronica e Isabella Ariello, anche per voi e per la mamma un omaggio floreale. Grazie davvero per la vostra testimonianza. Grazie anche a Marco Dalla Bernardina. Ed ora proseguiamo questa seconda edizione del premio Manus Futuri con un ospite d'eccezione che sono certa saprà stimolare in voi nuove riflessioni. Siamo davvero felici di dare il benvenuto allo scrittore, divulgatore internazionale, ideatore dell'economia sferica ed esperto di megatrends, innovazione, sostenibilità e positive impact, Oscar Di Montigny. Wow! Buongiorno. Siete bravissimi, ma neanche salutate. Rifacciamo. Buongiorno. È un palco difficilissimo perché dopo il ministro, dopo l'assessore, dopo il preside dei presidi, dopo due grandissimi imprenditori, mi tocca adesso trascorrere del tempo con voi cercando di essere non bravo, cercherò di essere utile e cercherò di farlo in una maniera un po' provocatoria. Questa è la foto del mio primo giorno di scuola. A me capita di girare spesso, ho avuto la fortuna, soprattutto fino al Covid, di fare almeno 4 su 5 continenti a raccontare alcune delle cose che racconterò a voi oggi. Chiaramente ogni volta si adattano i contenuti ai tempi, ai momenti che si stanno vivendo. E cercherò di parlarvi da una prospettiva olistica, cercherò di condividere idee afferenti il pensiero, quindi la chiamano filosofia, sono discipline che studio da tanti anni, l'arte, le scienze e anche l'economia. La mia esperienza personale è un'esperienza manageriale d'azienda, sono oltre 30 anni che lavoro, di cui 20 spesi in uno dei più importanti gruppi bancari del nostro paese, dove sono stato direttore marketing, a capo dell'innovazione, della sostenibilità. Ve li cito solo perché ciò che vi condividerò affonda radici in tutto questo. Quindi quando nella testa ci sarà magari un retropensiero che suonerà tipo ma a che titolo mi dice queste cose, da che pulpito parla, perché mi provoca così, ci tengo che almeno sappiate dove vado a pescare nella mia storia. Sono un piccolo imprenditore, io investo ormai da qualche anno in start-up innovative e ad impatto, il resto non mi interessa, lo trovo molto noioso, se non addirittura pericoloso. Ho una mia società di consulenza che si occupa di fare per terze parti, pubblica amministrazione, lavoro anche con alcuni paesi, soprattutto all'estero, oltre che grandi organizzazioni, attività che conducano queste aziende in un percorso di rigenerazione. Quindi questa è la mia esperienza dall'altra parte della barricata. E sono tanti anni che studio, mi confronto a livello internazionale con una comunità di filosofi, scienziati, artisti ed economisti. Queste sono le premesse. Di cosa voglio parlarvi oggi? Voglio parlarvi di una cosa molto... Aiuto, mi sta abbandonando? Molto particolare. Allora, questa è una frase di Eleanor Roosevelt, che usava dire: le piccole menti parlano degli altri. Il clicker le menti mediocre parlano degli eventi, e fin qua in Italia siamo campioni del mondo. Grazie al cielo non ci sono i mondiali, se no in questo momento saremo tutti allenatori, no? Sapremo tutti come far giocare, eccetera. Le grandi menti parlano di idee. Non credete a quelle che vi dicono sì, va bene, l'idea, ma poi l'execution. Chiunque esegua è perché c'è qualcuno che ha avuto un'intuizione, e le idee non sono di nessuno. Le idee sono semplicemente di chi riesce a connettersi col mondo delle idee in maniera più attenta, sensibile e proattiva degli altri. Se qualcuno dice questa è una mia idea, è falso. Quella è un'intuizione che lui ha prodotto, no? Grazie a delle suggestioni che ha ricevuto come chiunque altro, ma che a differenza di altri ha saputo molto meglio organizzare. Mi seguite? Perché nessuno ha
quell'idea. Quell'idea è frutto di un assemblaggio di intuizioni. E come diceva Mandela, l'educazione, e questo è un luogo di educazione, è l'arma più potente per cambiare il mondo. La parola educazione, io sono un amante dello studio delle parole, sia dei loro significati grammaticali, ma soprattutto etimologici. Studiate non la grammatica, l'etimologia delle parole, la genesi, l'origine. Sulle parole si litiga, con le parole si ferisce, si uccide. Quando offendi qualcuno non finisce quando gli passa, quel segno resterà per sempre. Purtroppo la gestione pandemica è stata fatta in maniera... Non dico nulla. È stato fatto un pessimo uso del linguaggio. Un assoluto incosciente utilizzo delle parole. Non c'è tempo. Magari poi qualcuno ha curiosità di sapere, condividiamo fuori. Educare, exducere, tirare fuori. Il principio educativo, più di quello addestrativo, più di quello formativo, il principio educativo presuppone che tu abbia già qualche cosa e l'educatore è colui il quale quel qualche cosa lo tira fuori. Mi seguite? Exducere è un presupposto, tu hai già tutto quello che ti serve. Altra cosa è formarti, altra cosa è insegnarti, altra cosa è addestrarti. Sono due paradigmi opposti, l'uno complementare all'altro, ma formare non è educare, uno non è meglio dell'altro. Formare, addestrare, insegnare, che è un'azione che arriva da fuori, esogena, non è come educare. Educare prevede che l'educatore riconosca all'educando che abbia già il tesoro che gli serve e l'educando riconosce all'educatore il fatto che lui non sa come tirarlo fuori e qualcuno lo facilita. Nel gioco dei ruoli, in termini di responsabilità, è centrale. Qual è il problema? Che la conoscenza è potere, perché quando tu sai, tu ti liberi. Mentre tutti i sistemi hanno interesse a mantenerti ignorante. Perché se tu ignori, tu non sai. Vi assicuro, lavoro nella finanza, e lo dico con dignità perché mi sono occupato di fondare la prima università aziendale, corporate university si chiamano, nella nostra industria, che è stata un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale come la seconda miglior università aziendale del mondo. La nostra industria non ha alcun interesse a educare i risparmiatori. Tu non sai leggere un estratto conto, tu non sai leggere una bolletta della luce, tu non sai leggere il bugiardino di un farmaco, tu non sai leggere l'etichetta dietro al pacco di biscotti che compri, tu non sai leggere il libretto di istruzione della tua macchina, giusto? Più ignori, più dipendi da chi ti spiegherà ciò che tu non sai, ma che in realtà ti ha detto, semplicemente non l'hai capito. A meno che tu alzi la mano chi sa leggere il bugiardino di un farmaco e assume quel farmaco coscientemente, no? Con la consapevolezza di ciò che hai letto. Fatti vedere, lo capisci? Quindi tu ti affidi. In questo preciso momento storico, in cui stanno cambiando, cercherò di avere tempo di raccontarvi cosa sta accadendo, è molto importante che tu ti educhi. Sì? No. Scusate, ogni tanto mi avviso perché purtroppo il kicker non prende il giraslide. Robert Proctor, un professore di Stanford, ha coniato il termine agnotologia. Ci sono 3 forme di ignoranza. Quando nasci in condizioni dove non hai possibilità di essere educato, tantissimi in giro per il mondo. Quando riesci ad essere educato ma il livello di istruzione non è sufficiente per una vita degna di questo nome, in questo momento ci sono su 8 miliardi di persone che vivono sul pianeta, numero raggiunto pochissimi giorni fa per la prima volta nella storia della nostra specie, oltre 1 miliardo di bambini e adolescenti stanno per la prima volta, 1 miliardo su 8 è tantissimo, facendo un percorso di studio, ma 617 milioni di questi stanno facendo un percorso di studio che non servirà a nulla, che non sarà sufficiente per loro per godere di una vita degna di questo nome. Sta per arrivare in superficie
un mondo di ignoranti. E poi c'è la terza forma di ignoranza, che è l'agnotologia, che è l'ignoranza prodotta appositamente da dei sistemi che ti vogliono ignorante. Quindi o ti privano della conoscenza o ti abboffano di infinite verità che tu non sai più distinguere il vero da no, dal falso. E questa è l'epoca delle fake news, giusto? Tu credi veramente a tutto ciò che leggi? Veramente credi ad ogni notizia che ascolti? Veramente credi a ciò che ti viene detto tutte le volte? Te lo dico io, no. Giusto? Eppure a scuola ci dovrebbe essere il deposito della conoscenza, sui media il deposito della verità. Non è così. È una nuova scienza. Ci sono delle aziende e organizzazioni che si occupano di disinformarti, no? Con programmi di disinformazione proprio per mantenerti ignoranza. Eppure è interessante cosa significa la parola cultura, leggetevelo voi così risparmiamo tempo. È molto interessante il secondo significato, questa è la Treccani, se non ricordo male, rispetto al primo. Molto interessante, perché ci avvicina molto al senso profondo di cosa sia educazione, che poi è lo strumento, l'abilitatore all'accesso alla cultura, che è ciò che ti libera di cosa non lo sia. Santo cielo, ragazzi, qua col click non ci siamo proprio. Quando è che siamo stati fregati? Da piccoli. Quando? Quando ci hanno insegnato a colorare dentro i margini. Vi ricordate questo esercizio? Poi quando sei grande e hai dei bambini, no? Ti metti lì, pigli il libretto delle principesse, ti metti a colorare da adulto, fai il super figo, no? I capelli biondi Cenerentola, il vestito azzurro, le scarpette rosa, eppure il bambino non riesce a stare nei margini. Perché il bambino non riesce a stare nei margini? Tant'è che quell'esercizio è per i bambini e non per gli adulti. Perché non è ancora sviluppato, non è ancora stato educato al controllo motorio del proprio corpo. Ha chiara l'indicazione margini, ma non riesce a stare nel perimetro. Ci siete? Si deve educare. Si sente? Sì. Domanda. Non è un test di intelligenza. Ho già fatto vedere questo lo faccio vedere sempre. L'ho fatto vedere a Bogotà in Colombia, a Tokyo in Giappone, a New York, a Lincoln Center, a Mexico City, a Città del Messico, a Madrid. Quindi stai sereno, se bari me ne accorgo. Domanda, e alza il braccio per favore perché è importante il dato statistico, non essere pigro, molla sto cacchio di cellulare per un istante. Stai qua, per favore, stai qua. Stai qua. Cosa c'è di così importante in questo momento?
Se stasera vai a casa, accendi la televisione e schiacci il tasto power, su che canale si accende la TV? Su quello al quale l'hai spenta ieri, corretto? Sì. Primo fotogramma significa che quando tu stasera accendi la TV fa così o così, non so la tua TV cosa faccia, vedi un manto verde della gente che corre da destra a sinistra con una palla che rotola, un signore in mezzo con una maglietta o verde o gialla o rosa o nera. Al primo fotogramma, tu dici è una partita di... Questo è il concetto di primo fotogramma, ok? Domanda. Chi di voi al primo fotogramma ha detto sono a testa in giù? Uno? Primo fotogramma, non dopo 2 o 3 secondi, appena è partito il video. È importante perché se tu medi col cervello ti stai concedendo una tolleranza che non c'è. Rifaccio la domanda. Chi ha il primo fotogramma? Guardate le mani, è statistica. Questi non sono i più intelligenti. Chi se ne è accorto nel primo quarto della durata del video? Chi se ne è accorto a ridosso della metà? Chi se ne è accorto nel terzo quarto? Quanti pigri in sala, santo cielo. Chi se ne è accorto nel quarto quarto e alla fine ha detto, oh cazzo, sta una testa in giù, non me ne ero accorto. Adesso vorrei far alzare la mano ai pigri che non hanno alzato la mano. Sono molto serio. Tu voti come me. Se non c'è voglia di impegnarti, di educarti, non hai diritti, capisci? Chiusa parentesi. No, perché devi dimostrare che c'è poco tempo e poco spazio per chi non ha più voglia. Questo è un esperimento fatto dai neuroscienziati in Islanda sotto un lago ghiacciato. Ti dimostra che tu sei pieno di convinzioni senza senso. Questo video abboffa il tuo cervello di certezze, che tu sia uno studente, un educatore, un formatore. Continua a darti suggestioni che il tuo cervello registra su cosa è alto e cosa è basso. La carriola appoggiata per terra, il palloncino che vola in alto, il buco fatto per terra, le chiappe di quello trascinato sulla spiaggia di Jesolo per fare la gara poi con le biglie, con le chiappe per terra. Il tuo cervello, che non è intelligente, perché la tua mente è intelligente, il tuo cervello è una macchina, registra e dopo 3 secondi dice alto-basso e inizia a mettersi su quel piano. Mi seguite? A meno che tu non faccia il sommozzatore, ma allora è un'altra forma di intelligenza specifica. C'è un dato che dal primo fotogramma ti avrebbe detto immediatamente qual era la verità o almeno ti avrebbe dovuto indurre a un livello di attenzione diverso e dire dov'è l'inganno? Che erano le bolle che naturalmente sott'acqua vanno verso e lì andavano invece verso, ma il cervello, che è un computer semplice, dopo aver detto 4-5 volte, normalizza e dice, lo so. Mi segui? È l'unico dato che tu conosci, ma che non contempli, essendo nuovo, 1 versus tanti, viene scartato, perché il cervello semplifica. Tu in questo momento non sai dirmi dov'è l'uscita di sicurezza di questa stanza, ma quando sei entrato in questa stanza il tuo occhio l'ha mappata e l'ha parcheggiata. Se improvvisamente ci fosse un incendio, ti assicuro che andresti immediatamente a cercare la lucina verde o rossa e ti tornerebbe a livello di coscienza al dato. Perché tutto questo pippone? Per dirti che ci stanno ingannando. La proiezione? Questa è la cartina del mondo, no? Nelle nostre classi elementari, vi ricordate? Non so se ci stanno ancora queste cartine nelle classi elementari, appese in fondo o solo se fermate a libro cuore. Ci staranno ancora, non so. Europa al centro. Questa è la cartina del mondo nelle Americhe. Scusate, in Asia. Questa è la cartina dello stesso mondo nelle Americhe, nelle stesse scuole elementari. E questa fantastica, non è che mi sono messo io a casa a fare una grafica, ho girato la foto, ho invertito, non è scritta al contrario. È la cartina del mondo in Oceania. Stanno crescendo cittadini del mondo con convinzioni diametralmente opposte.
perché a livello inconscio tu cresci con un'idea della centralità di un sistema rispetto ad altri. E finché non c'era movimento sul pianeta, finché ciascuno nasceva a Verona, viveva a Verona, lavorava a Verona, moriva a Verona e così tutti i suoi avi e i suoi pronipoti, tutto ciò che conoscevi di questa dimensione era perfetto per prendere le misure. Ma adesso, per la prima volta nella storia dell'umanità, non è più così. Fisicamente c'è la possibilità di muoversi come non c'è mai stata, per accesso ad altre terre a basso costo e con poco tempo necessario. E mai come questa volta con un clic si accede al passato, al futuro, in altri mondi in tempo reale, che si sta creando un ordine di complessità per il quale l'essere umano, dicono gli scienziati, non è pronto. Noi non siamo pronti all'incontro con questa quantità di diversità dalle nostre credenze. E questo genererà in tutti i contesti sociali un enorme e inaspettato stato di confusione. Mi segui? Sì? No? No. Insisterò. Skipperò delle foto perché siete molto attenti, ma siamo un po' lenti. La storia è stata scandita da epoche di cambiamenti. Raramente nella storia dell'umanità ci sono stati cambi di epoca. All'interno di questa comunità che vi dicevo che ho la fortuna di frequentare, ci si è fatti a lungo questa domanda. È anche questo in epoca di cambiamenti che prevede un tempo di adattamento più semplice? O è un cambio di epoca? Un salto epocale che per definizione impatterà come uno tsunami sull'umanità? È stato convenuto per adesso che sia un vero e proprio cambio di epoca. Tu hai avuto la fortuna, la sfiga, scegli tu, di essere umano in un momento di un cambio epocale che stravolgerà tutto. Quando nel 2014 ebbi la fortuna di incontrare Sua Santità il 14° Dalai Lama con un altro grandissimo veneto, mancato anch'esso recentemente, mi tolsi la curiosità di chiedere a Sua Santità se fosse vero un aforisma che gli veniva attribuito, aforismi che spesso sono citati di persone defunte, Gandhi, Einstein, Martin Luther King. E l'aforisma era questo. Niente. Non esistono uomini nati sotto buone o sotto cattive stelle, ma solo uomini che sanno o non sanno leggere il cielo stellato. E lui disse sì. È una mia frase, idea, non mi ricordo cosa disse esattamente. Allora, io in questi minuti che mi restano, ne rubo altri, promesso? Ok. Perché la sala c'è tanto, di sale ne ho viste tante, siete molto sentite la densità in questo momento dell'attenzione? E che state impiegando molto tempo a elaborare cose che ci stiamo condividendo, che è una altissima forma di intelligenza, concedersi un tempo. E che non avevo calcolato questo nei tempi. Quindi non starò tanto nella forma e nella sostanza. Io proverò velocissimamente adesso, ve lo anticipo, velocissimamente, t'abboffo la testa di chiacchiere, non dovrei dirlo, mo ti vomito addosso, ti rovescio addosso, ti condivido una serie di dati. Proprio ti faccio, che diciamo, scusa, ma spiegalo, ma perché me lo dici così? No, perché andiamo ad una soglia di saturazione, perché poi il messaggio deve arrivare alla fine. Vi metterò nel cielo delle stelle, ok? Vi condivido informazioni. Poi proverò velocissimamente a connetterle per come io sono stato nella mia piccolezza capace di fare. Non è il modo di connetterle, ma vi condivido la mia esperienza, l'unica cosa che ho. È per questo che vi ho citato l'esperienza. Ma non perché sia meglio di un'altra, ma che almeno vi dico su cosa ho fondato il mio modo di connettere le cose. L'auspicio è che queste stelle, che sono già nel cielo, le costellazioni già esistono, vi possano essere d'orientamento per decidere che farne voi, formatori, educatori, adulti, ragazzi, discenti. Bene, allora,
Sta arrivando un futuro che non abbiamo mai visto. Questo è Paul Valéry. Questa è un'informazione che anche qua uso da tantissimi anni. Mi piace continuare a condividere questa slide, nonostante il 2020 sia bello che è passato, perché era dal 2012 che giro il mondo a raccontare certe cose che non sono mie, semplicemente frutto di una condivisione con altri o di una mia presunta capacità di connettere i puntini. Tra il 2020, 2030 e 2045 quelle che sono delle tendenze diventeranno evidenti, ma quando una tendenza è evidente non la cavalchi più, la subisci. Lo tsunami non te lo devi smazzare quando arriva sulla spiaggia, lo capisci? Devi saperlo vedere all'orizzonte e decidere se stare in spiaggia, se non stare, se usare l'inerzia dello tsunami, se spostarti, se. Il primo grande trend è la demografia. Il pianeta si sta completamente ripopolando come mai prima d'ora ad una velocità esponenziale. Il pianeta, in termini di occupazione di abitanti, è stato in una condizione statica per milioni di anni. Lungo tempo, senza cambiamenti, uguale alto-basso certificato. Ci sei? Sì? No? Sì? No? Non sto cercando gratificazione, sto cercando che tu ci sia. Guardate la curva di crescita. Non è cambiato un sacco, nulla, per un sacco di tempo. Improvvisamente si è innescata una curva esponenziale. Guardate quanto poco tempo. 80 anni, ma tu pensi che in 80 anni si sappia gestire un ordine di complessità che raddoppia? Qua dentro ci stanno i tuoi nonni. Tu sei stato educato dai tuoi genitori, che sono stati educati dai loro genitori, e ti sta ancora venendo insegnato, come a me, alto e basso, in funzione di un ordine di complessità che sta per essere molto presto ottuplicato. È come se improvvisamente, in poco tempo, in questa sala non fossimo 300 o 400 che siamo, ma fossimo 3200. Le regole sociali che governano la permanenza in questa sala, se siamo in 3200, che all'inizio ci indurrebbero a dire prima le donne, poi i bambini, poi gli anziani, l'acqua, tu sei di destra, di sinistra, sei bianco, sei nero, sei inclusivo. Ma dopo un'ora vi ammazzate come cani, lo capisci? E non c'è morale, non c'è religione, non c'è etica. Sì o no? Siete pronti ad essere in 3200 in questa stanza? Te lo dico io, no. Ma non perché io sia un veggente, perché non hai il programma. Punto. Ma perché è importante? Perché questo è importante. Le prossime economie che prima non si spostavano, che a fatica tuo nonno sapeva indicare dove fosse la Cina e l'India, ancor meno quanti fossero, e l'ultima delle sue preoccupazioni era capire cosa avremmo potuto fare se si fosse presentato un cinese a Verona, perché non si presentavano i cinesi. Ci sono i cinesi a Verona o no adesso? A Milano ci sono, non si capisce quando muoiano, ma ci sono. State studiando il cinese? State studiando l'indi? Conoscete le culture di questi popoli? Conoscete come commerciano? State seguendo i mondiali in Qatar? Tutto ciò che non è ammesso in Qatar durante... E tu hai visto mondiali di calcio in cui era ammesso tutto fino a ieri, bere, baciarsi, urlare. Hanno vietato tutto, le trombette, l'arcobaleno, baciarsi in pubblico. E tutti alla pecora a dire ok, perché pagate i mondiali. Chi comanderà domani? Mentre noi diciamo, ma perché hai diritto? Intanto i mondiali però sono là. Mentre noi facciamo le piccole proteste e ci inginocchiamo, i mondiali sono là. E noi non ci giochiamo nemmeno. Questi sono i numeri. Tu lo sai dov'è il Congo? Lo sai dov'è Kinshasa? Lo sai che noi siamo 60 milioni e che la curva demografica del nostro paese sta decrescendo e che non facciamo figli? Se tutti quei 83 milioni si mettessero in movimento, sei veramente convinto che la nostra legge sull'immigrazione reggerà un urto di 83 milioni di persone? O stiamo sulle coste con le cerbottane a dire tu sì, tu no sulle navi? Capite che la prima forma di educazione è educarci all'incontro? E se penso alle aziende, siamo pronti, amministratore delegato, giusto? Siamo pronti a aprire a Kinshasa? Ce l'abbiamo un manager che è pronto a partire per Kinshasa? Te lo dico io, no. Ma è normale. Perché noi, quando pensiamo a Kinshasa, al di là di non sapere dove sia, pensiamo alla gente così, lo capite? Pensiamo ai poveretti, brutti e neri. Siete stati a Dubai recentemente?
Sapete che Dubai ha festeggiato 50 anni, marzo credo di quest'anno? Sapete che 50 anni fa, avete visto almeno una foto di Dubai? Sapete che 50 anni fa era un popolo di pescatori di perle? 50 anni, quanti anni hai tu? Se tu fossi andato a Dubai 20 anni fa, saresti milionario adesso. E mentre noi ci facciamo delle domande, chi l'ha capita sta facendo questo. Sta cablando tutto il continente. Può arrivare educazione a distanza, possono arrivare prodotti, può arrivare la politica. Wow! Momento fantastico. Siamo pronti? Porca. A gestire la vendita dell'acqua a gente con abitudini diverse? O stiamo a giudicare il nostro alto e basso e decidiamo che? Perché all'inizio dovremo saper vendere loro l'acqua, ma non nel nostro modo, nel loro modo. E se non lo facciamo si apriranno loro il negozio che vende l'acqua. Il problema è che loro sono 90 milioni in una città, noi siamo 60 milioni in un paese. E quando dico noi e loro, è aberrante il linguaggio che uso, ma lo faccio apposta per provocarti, perché per me non c'è noi e loro, per me c'è solo questo. Ma quando si incontrano diversità, se non c'è incontro, per differenza c'è scontro. E se tu sei 60 e loro sono 1 miliardo, chi vince? Quindi la domanda è: ci educhiamo all'incontro? La Montalcini diceva: è inutile che insegnate la pace agli adulti se non l'avete insegnata ai bambini. Nei libri di storia, siamo a scuola oggi, no? Il sussidiario scolastico, dalle elementari all'infinito, è scandito con quale sequenza? Cos'è che scandisce la timeline dei libri di storia? Basta. E le guerre puniche, Sparta, e la rivoluzione francese, la rivoluzione russa. E poi restiamo stupefatti che, ma è quello che ci è stato insegnato. Perché non ci insegnano la pace e ogni tanto quello che è successo nelle guerre? E ci insegnano le guerre e tutti i momenti intermezzi di pace, come se fosse la normalità. Poi arriva la guerra e scopri che così normale non era. Poi arriva la pandemia e scopri che la vita forse così scontata non era. Ti metti a cantare l'inno nazionale, sul balcone scopri il vicino di casa, la bellezza delle piccole cose, i parenti al sud che non sapevi manco di avere, no? Vivi di una bella vita bucolica, botticelliana. Poi finisce la pandemia, ritornano i cattivi comunicatori, vanno sui media e dicono: siamo pronti al ritorno alla normalità. In natura non esiste la norma, non c'è mai nulla di identico a se stesso. La normalità è una bufala. L'unico dono che la pandemia ci ha veramente portato era un risveglio di coscienze e una nuova attenzione a determinate cose. Appena terminata, ci hanno subito riportati nell'ignoranza. Torna prima. Perché non canti più l'inno nazionale? Perché non saluti più il vicino di casa? I parenti del sud ce li siamo dimenticati. Questo è il mondo che ci è stato insegnato, no? Ma non ci hanno educati bene, perché è questa la proporzione. È la differenza tra la proiezione di Mercatore e la proiezione di Peters. Abbiamo adottato una convenzione che è quella, ma è un dato falso. È questa la proporzione. E se guardi questo, capisci che ti fai delle domande nuove? Sì o no? Lo capisci che noi non siamo forse proprio l'ombelico del mondo? Speriamo. Vado avanti, non è importante. Scusate. Secondo grande trend che ridisegnerà tutto, la tecnologia, banalità. Arriverà, breve elenco, la realtà aumentata, la realtà virtuale, la DAD è stata bellissima, capiremo come utilizzarla, arriverà l'intelligenza artificiale, la blockchain, si stamperà in 3D tutto, da organi umani a viadotti, cose che stanno già facendo sull'una che è l'altra cosa, quindi non vi sto dicendo fesserie, arriverà l'internet delle cose, IoT sta per Internet of Things, che poi evolverà nel IoE, Internet of Everything, che poi evolverà nel IoB, che è Internet of Bodies.
si sta parlando di chip sottocutanei con cui fare tutta una serie di cose, e i giochi sono già molto interattivi, nativi, ci sono già generazioni, ok? Non la Y ma la Z, e lo sarà la alfa, i bambini che hanno almeno 10 anni, che cresceranno in un mondo interconnesso. Questi sono gli investimenti dei fondi di venture capital in giochi interattivi. Le nuove generazioni cresceranno col programma della interconnettività come condizione standard. Sì? Mi segui? Sì? No. Tu sei andato almeno una volta al giornalaio a comprare il giornale? Sì? No? Sì. Tuo nipote ti ha mai chiesto di portarlo dal giornale a comprare il tuo primo? No. I giornalai sono morti. Non c'è più il programma. Non si tratta più di avere un bel giornalaio che apre prima, che chiude dopo, che ha un'infinità di offerta, che parla 3 lingue. No, no, no. Game over. I prossimi compratori di informazioni non passano più nella loro mappa mentale dal giornalaio. Che docente sei? I tuoi programmi di studio, che programmi sono? I tuoi luoghi d'apprendimento, che esperienze fanno fare? Punto. La soluzione è questa. I prossimi saranno ragazzi che chiederanno delle cose. Qual è il loro problema? Che non sono nella condizione di farsi loro la scuola che vorrebbero. Ma ti assicuro che tra pochi minuti arriva un 18enne super figo che si inventa lui la scuola del futuro. E sai perché vincerà? Perché quello che noi produciamo come studente non sarà più una risorsa interessante per le aziende che fino a ieri ti chiedevano il curriculum scolastico. Inizieranno a chiedere gente che sa fare le cose che servono alle aziende, che di contro hanno il problema di non avere personale dipendente preparato e skillato per le professioni del futuro. E quindi tutto il sistema scolastico verrà bypassato completamente. Perché? Perché programmi nuovi genereranno competenze nuove, dove per nuovo è attuale, un nuovo basso e alto, e sarà interessante, come sempre è stato, chi sa fare le cose, non chi ha il curriculum. Perché ieri il curriculum era conferma di chi sapesse fare le cose, ora lo è un po' meno, convenite? Questo vale sia per chi educa, sia per chi è educato, sia per chi è docente, participio passato di, non lo so, sia di chi è dociuto, discente. Mamma mia, il tempo proprio... Vabbè. Tutto cambierà, e state attenti, ragazzi e figli di non più ragazzi. Tutto ciò che sul web, quando un prodotto sul web è gratis, tu sei il prodotto. Ok? Quando un prodotto sul web è gratis, tu sei il prodotto. Questi sanno tutto. Un grande difetto del sistema scolastico attuale è che non valorizza le informazioni che ha del proprio sistema. I famosi dati su cui si può costruire, lo chiamano il petrolio del domani, infinite progettazioni e progettualità. Ce lo insegnano anche brutti casi di utilizzo dei dati. Ma noi che ci occupiamo di educazione, per definizione, ci occupiamo solo delle cose sane. Tutto passerà da qua. Qua siamo in Cina, questa è foto vera. Qua siamo a New York, spero che conosciate l'inglese per tradurvela. Qua siamo a Londra. Qua siamo sulla Treccani. È una nuova parola. Smombi, smartphone e zombie. Ma noi non abbiamo il programma neurologico per gestire questo funzionamento meccanico più questo. Per cui la pubblica amministrazione dice stai attento. Quindi la soluzione non è dire ai nostri ragazzi ma smetti di stare sempre lì collegato, ma vai all'oratorio, giocare a pallone. È il tuo programma quello, capisci? E la Dazzi, no, è come in questo nuovo mondo che è già arrivato entrare con contenuti sani. Non dobbiamo lottare, combattere contro il nuovo strumento, la nuova dimensione. Dobbiamo lasciarci accogliere la nuova dimensione e contaminarla con della roba buona. Se no sarà uno tsunami e a questo giro sarà complesso perché vai a sbattere o finisci sotto le macchine. Non perdi solo un'occasione, un'opportunità.
perché quello che sta cambiando è la dimensione neurologica. Programma. Avete avuto almeno un nipotino che è entrato in salotto e ha fatto così con la televisione, ha cercato un'interazione touch o scroll? Quanti? Perfetto, non sto dicendo il falso. Ha un programma, lei non vede una TV. Quella bambina non sta guardando una TV, sta guardando un grande cellulare. E a un grande cellulare tu chiedi delle funzioni. Se la vedi con una TV, chiedi delle funzioni. Tu sei il telecomando. Docente, tu sei questo. E cerchi di essere sempre più bravo, tanti pixel, un bravo... Ma quello chiede questo. E se non glielo dai tu, siccome non si può restare diseducati, lo cercheranno altrove. E noi verremo disintermediati. È scritto. Vado veloce, scusate. Siamo entrati in una dimensione di crescita esponenziale, esattamente coerente con la crescita demografica. È come mi ha insegnato, altro grande incontro della mia vita, la nipote del Mahatma Gandhi, la figlia del quartogenito della grande anima, il Mahatma, Tara Gandhi, che mi diceva, mio nonno, Oscar, mi diceva sempre, Tara, non è la velocità che fa la differenza, ma l'orientamento. Voi date un orientamento. La tecnologia non la dovete inventare voi, è un abilitatore, è un facilitatore. Perché la DAD è stata devastante? Perché noi non sappiamo governare lo strumento. Noi siamo gente che è uscita da un'aula e si è messa davanti alla telecamera, ma l'ultimo dei content creator di 15 anni di YouTube dà la paga al migliore dei professori che è stato in DAD. Ma quel professore, che c'entra lui poveretto? Non ce l'ha il programma, non è che ti puoi trasformare a 60 anni in un creator. È qui che devono entrare in gioco le istituzioni e colmare il vuoto epocale che c'è in questo momento. È chiaro che situazioni, dimensioni come queste, mi verrebbe da considerarle luoghi principe per trovare soluzioni, no? O stiamo aspettando che il povero ministero, povero fra virgolette, perché avete idea cosa sia il carrozzone, riesca a trovare un'intuizione, a fare la gara, a scegliere il fornitore, a distribuirla in tutte le scuole. Ma sei tu tutti i giorni in contatto con i ragazzi, sei tu ragazzo tutti i giorni in contatto con i professori, fate rete, fate rete. Vado a voce, se no sta roba mi rallenta. Vado veloce verso la fine, ho un sacco di bellissime immagini ma il tempo scarseggia, quindi sto a voce, state con me ancora qualche istante. Il terzo grande driver che ridisegnerà tutto è la sensibilità all'ambiente, o meglio alla sostenibilità. La sostenibilità non è solo l'ambiente, sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, deve diventare il mantra in qualunque processo educativo. Studiateli a memoria. È la mappa sulla quale verrà costruita qualunque offerta e a cui si ispirerà qualunque forma di domanda. Ok? Accesso all'acqua, alle cure mediche, centralità della famiglia, parità di genere, vita sotto l'acqua, vita sopra la terra. Sono 17 gli obiettivi. È un mantra, è una mappa che ci deve orientare. Il nostro stile di vita non è più sostenibile. L'Italia è andata in riserva il 14 di maggio in termini di risorse energetiche. Il pianeta, se non ci fosse stata la pandemia nel 2020, andava in riserva nell'agosto. Nel 1970 si andava in riserva a gennaio, era perfetto, c'era un anno di tempo per la Terra per rigenerarsi. La nostra impronta sul pianeta è pari al 160% delle capacità che il pianeta ha di rigenerarsi. Ma vi assicuro, il pianeta si scrollerà di dosso a noi prima del fatto che noi avremo consumato tutto. Ma è naturale. O pensi veramente di essere così importante da avere il diritto di andare oltre? E se anche si andrà oltre, ci andranno in 4 o 5. E i 4 o 5 non saranno in funzione dell'intelligenza, ma dei soldi. Fatta. Sei in un momento storico in cui puoi essere la soluzione. Quarto ed ultimo grande driver che ridisegnerà tutto, dopo la demografia, l'impatto a livello neurologico della pervasività della tecnologia, la sensibilità ai temi non solo ambientali ma sociali. Noi in nome di 4 diktat non sappiamo neanche più che linguaggio usare. Io parlo spesso in pubblico in tutto il mondo, non puoi più parlare di razze, non puoi più parlare di sesso, non puoi più parlare di religione, devi mettere un asterisco alla fine di ogni parola perché se la metti al femminile sei di qua, se la metti al maschile sei... Ma santo cielo, ma stiamo calmi.
Sarà mica un asterisco che, avete presente, adesso non si scrive più, ma stiamo calmi. Ma perché non posso dire lei e lui? Esso, essi, loro. Ma veramente una parola pensi che possa esprimere ciò che io sento? Manco le parole risolvessero poi i problemi. Perché se io continuo a pensare che tu sei brutto e sporco, pensi che se io metto l'asterisco non penso più che sei brutto e sporco? E tu veramente pensi che io ti consideri solo perché ho messo un asterisco? Capite l'ignoranza? Capite l'ignoranza? Io non so se posso chiamarla ministra o ministro, poi ho capito che l'hanno chiamata ministro, mi sono messo in scena e ho detto ministro. Magari lei voleva sentirsi chiamare ministra, però il governo ha detto che è il tuo mestiere? Va tutto bene, va tutto bene. Quarto grande driver che ridisegnerà tutto, se Dio vuole, chiunque sia il tuo Dio, l'etica, i valori e i comportamenti. Torna finalmente centrale l'essere umano. Perché in un tempo che l'ha tirata così tanto da tanti secoli, in cui abbiamo invertito, abbiamo trasformato i mezzi in scopi, i scopi in mezzi. Il denaro è stato, lavoro in finanza, la formula eclatante. Finalmente tutti stiamo iniziando a sentire l'urgenza, non più la bellezza. Quello era secoli fa, nell'antica Grecia, l'urgenza di rimettere l'essere umano al centro, perché ti stai riscoprendo anche tu umano, stai cercando altro. E allora vi lascio con questa suggestione. Possono esserci tante forme di convivenza con gli altri da noi, indipendentemente dai ruoli che abbiamo, chi è educatore, chi è educando, chi è genitore, chi è figlio, chi è politico, chi è cittadino, sono semplicemente 4. Noi ci possiamo sfiorare e avere un contatto. La più basica. Oppure possiamo stare insieme per un po' e avere un rapporto. E come avviene anche negli affetti, può essere un rapporto occasionale. Non c'è nulla di male. L'auspicio è che il rapporto puro occasionale sia desiderato da entrambi, se no è violenza, non è rapporto. Mi seguite? Possiamo però tentare di avere una relazione, che è più di un rapporto. Ma ciò che serve oggi all'umanità, dalla prospettiva che indago io, è dei legami. Non contatti, non rapporti, non relazioni, dei legami. Un legame va oltre lo spazio e il tempo. Oggi avete celebrato 2 persone che hanno costituito una legacy nel loro territorio. Non sono stati dei bravi imprenditori, perché le loro storie non sono state, ricordiamo, chiedo scusa, mi piglio una facoltà, il signor X o Y perché ha prodotto, ha fatturato. Abbiamo raccontato storie di impatto sul territorio, di legame col territorio, di human to human, non di profitto e fatturato. Quella è la conseguenza logica di chi ha compreso cosa significa il proprio ruolo sociale, che in questo caso era di fare impresa. Il tuo ruolo sociale, se mi è consentito con gli imprenditori, di fare l'educatore, è molto di più del fare impresa, perché arrivi appena dopo il ruolo del genitore. Sei tu che formi i futuri imprenditori. Arriva dopo l'imprenditore, lo capisci? Sei più importante di un genitore. Io ho 5 figli, non li vedo mai. I loro idoli sono il compagno di classe, Ibrahimovic. Io la sera con uno sfigato ho 1 ora di tempo per i valori, l'educazione, il giusto, lo sbagliato, non si parla con la bocca piena, non si dicono le e quello è stato 5 ore con te a scuola. Ma come me lo rimandi a casa sto ragazzino? Ma lo capisci? E se mi fai il pippone, mi pagano poco, mi considerano poco, ok. Martin Luther King. Può essere che tu non sia responsabile della situazione in cui ti trovi, ma lo sarai se non farai nulla per cambiarla. Ti sei beccato l'epoca storica in cui puoi ridisegnare tutto, perché schiacciando un bottone puoi stravolgere il mondo. Se ti dici tu per primo non è possibile, stavolta è la fine. Vinceranno in pochi e solo quelli ricchi. E io non ce l'ho coi ricchi, anzi. Io spero solo che presto la ricchezza coincida con la prosperità. I dati economici mondiali non dicono questo. L'1% della popolazione mondiale possiede una ricchezza pari al restante 99%.
8 persone possiedono una ricchezza pari al 50% più povero. Questo non è prosperità, questo è ricchezza, è diverso. La ricchezza non produce necessariamente la prosperità. La prosperità contiene anche la ricchezza. Quindi sei un educatore che genera prosperità o ricchezza? Sei un discente che vuole diventare ricco o prospero? L'essere umano è fatto per farsi domande, non per dare risposte. Spero che l'orientamento di questi giorni vi sostenga non nel trovare risposte, ma nel farvi domande più inclusive. Grazie. Grazie davvero a Oscar di Montigny. Ed ora ragazzi rimanete con noi perché entriamo nel vivo del premio Manus Futuri 2022. È arrivato il momento di premiare la categoria miglior lavoratore o lavoratrice e quindi voglio invitare sul palco il segretario generale della CISL del Veneto, Gianfranco Refosso. Buongiorno, grazie per essere con noi. Perdoni se all'inizio non l'ho invitata sul palco, ma pensavo ci fosse la rappresentante della segreteria. Grazie ancora. Insomma, voi che portate avanti i diritti dei lavoratori, li tutelate ogni giorno, è arrivato il momento di premiare il miglior lavoratore. Quindi direi di invitare tutti i candidati che la giuria ha considerato maggiormente meritevoli, dopo ovviamente un'attenta valutazione di tutte le candidature pervenute. Le motivazioni che hanno accompagnato queste candidature hanno attestato un altissimo livello di professionalità, responsabilizzazione, capacità di problem solving e predisposizione al lavoro in team. E allora invito sul palco Enrica Pagano di FICAP Veneto dal comune di Trissino. E poi ancora Filippo Bottin di ENAIP Veneto. Fabio Rossetto di DF dal comune di Lonigo. E Luca Finelli di CNOS FAP Veneto di San Zeno, qui a Verona. Intanto complimenti a tutti per il lavoro che svolgete quotidianamente. Andiamo un po' più verso il centro. Salutiamo anche la professoressa Barbara Perezzani, vincitrice di questa categoria lo scorso anno, che so essere qui tra noi, quindi un saluto caloroso da parte di tutta Forma Veneto. E allora, dopo una sofferta e difficile valutazione collegiale, la giuria, all'unanimità, ha individuato come vincitore di Manus Futuri 2022 Luca Finelli, docente dell'Istituto Salesiano San Zeno di Verona. E allora Luca, le consegniamo la targa di riconoscimento e di merito. Per lei anche un omaggio da parte di Forma Veneto. E raccontiamo un po' la sua figura professionale. Professore e referente del sistema duale di CNOS FAP Veneto, quindi il Centro Nazionale Opere Salesiane, formazione e aggiornamento professionale presso la sede qui a San Zeno a Verona. Dal 2015, pensate, contribuisce a valorizzare in maniera decisiva il sistema duale. Ha vinto la resistenza dei consulenti del lavoro sull'applicazione dei contratti di apprendistato di primo livello,
Contratti che aumentano considerevolmente fino ad arrivare a 40 contratti quest'anno, quindi un lavoro che è iniziato qualche anno fa, nel 2015, per arrivare oggi a questo numero importante e significativo che racconta però tanti sacrifici e tanto impegno che c'è stato appunto durante tutto questo periodo. Le imprese madrine coinvolte diventano addirittura partner anche educativi del progetto e Luca diventa componente del progetto Duale in Italia. A lui si deve l'ideazione e l'utilizzo del registro delle attività formative in azienda. Insomma, è davvero poi nel 2016 l'inizio di un'opportunità che sistematicamente verrà offerta ad una ventina di ragazzi delle classi terze e quarte, quella di poter andare all'estero, quindi ampliare il sistema duale e inserendo anche l'Erasmus, quindi questa opportunità, progetti internazionali in Europa, addirittura in Africa. Attualmente so che promuove un progetto Erasmus d'istituto che prevede 30 mobilità a Valencia e Cork in Irlanda. Lo scorso anno non è stato un anno semplice per lei, Luca, però avanti tutta, con determinazione, spirito di sacrificio, è riuscito insomma ad andare avanti e a portare avanti questo lavoro straordinario. Grazie, ringrazio innanzitutto la Commissione per questo premio che voglio comunque condividere con la mia famiglia, come abbiamo detto è stato un anno un po' particolare e voglio condividere anche con la Scuola Salesiana San Zeno di Verona, in particolare con il direttore della scuola, i colleghi della segreteria e tutti i formatori che si impegnano ogni giorno con dedizione, passione per la formazione degli allievi e accompagnare questi allievi poi nell'inserimento del mondo del lavoro. Quindi veramente grazie a tutti di cuore e grazie ai miei allievi anche qua, sono presenti in sala alcuni proprio allievi delle mie classi e grazie. E allora miglior lavoratore 2022 di Manus Futuri, grazie ancora e complimenti al professor Luca Finelli. Grazie a tutti, complimenti a tutti davvero, buon proseguimento. Grazie. Complimenti a tutti, assolutamente. Ed ora proseguiamo con la premiazione della miglior azienda e quindi vorrei invitare sul palco Tiziana Pettenuzzo, direttore di Confartigianato Imprese Veneto. Benvenuta, grazie per essere con noi. E quindi ora è il momento di invitare sul palco le due aziende che la giuria ha considerato maggiormente meritevoli dopo un'attenta valutazione. Le motivazioni quali sono? Altissimo livello di professionalità, estrema sensibilità ai progetti della formazione professionale, disponibilità alla collaborazione e anche sostegni concreti per generare moderne e preparate figure professionali e una crescita virtuosa del territorio. E allora invito sul palco per GT Trevisan Macchine Utensili la referente aziendale, la dottoressa Rossella Trevisan. Sottolineo che la candidatura è stata presentata da FICAP Veneto di Trissino. E poi invito per il ristorante Il Sogno il referente aziendale dottor Silvano Libralesso. Gli facciamo un applauso. In questo caso la candidatura è stata presentata da DF di Spinea. Benvenuti, grazie per essere con noi. Anche in questo caso è inutile dire insomma, che il lavoro della giuria è stato davvero impegnativo, una scelta difficile e ha individuato come azienda vincitrice di Manus Futuri 2022 la GT Trevisan Macchine Utensili di Sovizzo. E allora con noi ringrazio Massimo Marcolin. Grazie per essere con noi e Jessica Trevisan. Venite pure al centro.
Vi lascio la parola e poi raccontiamo un po' della vostra storia, perché è davvero un esempio straordinario quello che portiamo oggi sul palco di Manus Futuri. Voi vi siete formati all'interno di questo istituto che ha fatto la vostra candidatura. Siete cresciuti lì, avete deciso poi di portare avanti l'attività aziendale, quindi di famiglia, e continuate da anni a coinvolgere i giovani studenti grazie agli stage e addirittura insomma so che avete dato dei contributi molto molto importanti anche a livello economico per ristrutturare l'istituto e renderlo moderno. Sì, certo. Io mi presento, sono Massimo Marcolini, sono il direttore commerciale, non faccio parte della famiglia, ma sono qui, ho l'onore di rappresentare la Trevisan. Qui con me è Jessica Trevisan, che è la terza generazione della Trevisan Macchine Utensili. E noi siamo un'azienda del Vicentino, produciamo macchine utensili di un certo livello e lavoriamo per il settore oil and gas e aerospaziale. E forniamo macchine in tutto il mondo, abbiamo nostre sedi negli Stati Uniti, in India, in Francia e in Russia. Non so se si possa dire adesso, ma comunque ce l'abbiamo. Abbiamo un mercato molto importante anche in Russia. E niente, il nostro fondatore è Girolamo Trevisan, ha iniziato l'attività 60 anni fa e ha sempre creduto nei giovani, nelle scuole e ha sempre apportato l'apporto, il supporto anche economico, ma anche dando proprio l'insegnamento ai giovani che venivano e che vengono tuttora ogni anno da noi. E lavoriamo con il CPF di Trissino, abbiamo anche dei rapporti con il Ceccato, Silvio Ceccato, a cui abbiamo anche regalato una macchina qualche anno fa. E niente, crediamo nei giovani, come il nonno della Jessica credeva, e la famiglia Trevisan continua a supportare le scuole. Vi ringrazio del premio e buona giornata a tutti. Complimenti davvero a GT Trevisan Macchine Utensili. Grazie per il contributo che portate quotidianamente insomma, con la vostra attività e il sostegno che date ai giovani. Grazie anche al ristorante Il Sogno, quindi a Silvano Libralesso, complimenti per questa candidatura comunque. Abbiamo un omaggio floreale per... Benissimo, grazie. Ed ora ragazzi è arrivato il vostro momento perché siete voi i protagonisti oggi, i centini, 100%, coloro che lo scorso anno, o meglio insomma a giugno di quest'anno, si sono diplomati con una votazione eccellente, cioè 100, il massimo che si può ottenere. E quindi vorrei invitare sul palco davvero tutti gli studenti che si sono diplomati con 100. Forza! E siete in tantissimi, perché vi do qualche dato, signori. In totale sono 144 studenti, di cui 73 femmine e 71 maschi, per 12 settori formativi, 13 tecnici diplomati e 109 qualificati. Venite un po' più avanti, ragazzi. Per questo momento così importante vorrei invitare sul palco anche tutti i presidenti degli enti soci di Forma, anche perché oltre insomma a questo momento prestigioso sapete che c'è un riconoscimento che vi verrà consegnato oggi. E allora invito Giorgio Sbrissa, in quanto presidente di Forma Veneto, a raggiungermi, e poi ancora Alberto Grillai, Federico Pendin, Roberto Canal, Orazio Zenorini, Samuele Moretti e Giancarlo Vincenzi. E Serena Simenzato, cortesemente invitiamo anche Serena sul palco.
E allora ragazzi, cercate, non vogliamo coprirvi, ma siete davvero in tantissimi, ricordiamolo, 144. Intanto direi di fargli nuovamente un grandissimo applauso perché è tutto meritato. Bravi. E l'impegno va premiato. Presidente Sbris, è così, l'impegno va premiato e anche il merito. L'impegno va premiato, il merito va premiato. E noi siamo nella formazione, siamo poi nella sostanza. Ed è anche un premio economico. Esatto, quello che dicevo prima, c'è un riconoscimento economico e quindi abbiamo un assegno simbolico da consegnare ai nostri ragazzi. Eccolo. 100%! Ma vogliamo sentire anche la voce di alcuni ragazzi che sono qui oggi, rappresentanza di tutti, non possiamo farli parlare tutti 144. Allora vorrei invitare, così gli passiamo la parola, Usman Muamman di ENAIP Veneto, la sede di Padova. Eccolo, ciao Usman, complimenti. Grazie. Tu hai studiato appunto all'ENAIP Veneto a Padova, settore automotive. Sì. Com'è stata la tua esperienza? Beh, l'esperienza a scuola è stata ottima, oserei dire molto soddisfacente. Mi sono piaciuti tutti i 4 anni, perché mi sono diplomato all'ENAIP con i 4 anni. E quanto impegno c'è dietro ad un risultato così prestigioso? Piuttosto che impegno c'è stata molta curiosità che ci è stata trasmessa dagli insegnanti e anche dai tutor. Cosa ti aspetti dal mondo del lavoro? Dal mondo del lavoro mi aspetto molta comprensione, mi aspetto molta flessibilità, mi aspetto delle opportunità. Ebbene, grazie a Usman Muamman, complimenti. E ora vorrei passare la parola a Davide Carraro. Eccolo, ciao Davide, benvenuto, complimenti anche a te. Tu hai studiato nel settore ristorazione al DF di Spinea. Sì. Com'è stata per te l'esperienza scolastica? Un'esperienza molto bella. Mi ha insegnato molte cose, come stare al mondo del lavoro, ma anche come stare al mondo. Immagino grande soddisfazione personale. Sì. Nel 100, quindi diplomarsi con il massimo dei voti. Quanto è stato importante anche il supporto, il ruolo della scuola per raggiungere questo risultato e magari anche quello della famiglia? Beh, è stato molto importante, soprattutto quello della famiglia, che mi è stato molto vicino durante l'esame. E anche la scuola ha avuto un ruolo molto importante per sostenermi. Davide, progetti per il futuro? Beh, progetti del futuro, i miei progetti sono quelli di diventare un grande pasticcere e portare contenuti nuovi che non ci sono ancora. Ebbene, te lo auguriamo di cuore, grazie, complimenti anche a Davide Carraro. Ed ora una ragazza, Sara Benetollo. Eccola, ciao Sara, benvenuta. Ciao. Tu ti sei diplomata all'Istituto San Zeno, qui a Verona, quindi com'è stata la tua esperienza? Raccontacela in 2 parole. E la mia esperienza all'Istituto Salesiano San Zeno è stata esattamente un'esperienza che mi ha fatto maturare nel corso degli anni. Io ero completamente un'altra persona rispetto alle medie e invece col corso degli anni là mi hanno appunto insegnato a crescere sia dal punto di vista professionale, facendomi provare delle esperienze non solo legate, possiamo dire, alla scuola com'è di per sé passiva, che ti fa solo insegnare e studiare sui libri, ma anche avendo un punto di vista professionale, ma soprattutto mi ha fatto crescere come persona, credo. E Sara, la soddisfazione di ottenere questo 100, raccontacela. Io non mi sono mai definita come un numero, quindi il mio obiettivo non è mai stato avere un 100, io non mi definisco tale. Io sono una persona come dei valori come tutti quanti, sono stata cresciuta con un'istruzione e ho sempre cercato di dare il massimo. Mi hanno sempre insegnato fin da piccola che una cosa a farla bene, a farla male, ci impieghi sempre lo stesso tempo. Quindi tanto vale farla al meglio delle tue capacità.
Grazie anche a Sara Benetollo e ancora complimenti a tutti questi ragazzi, sono 144 che appunto si sono diplomati con il massimo dei voti. Bravi ragazzi. Siete il nostro futuro. Facciamo una bella foto di gruppo. Chi è che ha l'assegno? L'avete già fatto sparire? Chi l'ha preso? Finché arriva l'assegno, io a nome di Forma vorrei ringraziare 2 persone. Una è Serena, che si nasconde chissà dove. Dove è finita Serena? L'ho vista, è lì dietro. Ecco che ha preso l'assegno. E l'altro è Marco, che non lo vedo perché è grazie a loro che tutto questo è stato possibile. Quindi un applauso grande per Serena e Marco non so dove sia finito. Marco, se ci sei, Marco, ci sei? L'abbiamo perso. È qui dietro le quinte, Eccolo qui, Marco, vieni su. Ti stiamo aspettando. E un applauso anche per questo signore. Grazie. Allora, Presidente Sbrissa, anche questa seconda edizione di Manus Futuri qui in Fiera a Verona si conclude, ma è iniziato Job Orienta, quindi insomma tanti stimoli nuovi, progetti per il futuro, si conclude sempre con quelli, insomma guardando avanti. Beh, sicuramente faremo Manus Futuri anche il prossimo anno e credo che questo sia sufficiente. I progetti per il futuro li abbiamo qui, sono loro il nostro futuro e parlo a nome mio, a nome di tutta Forma, siamo veramente orgogliosi di voi. Grazie. E scusate, mi intrufolo. Io devo ringraziare Giorgio perché ha ideato questo momento, questa bella iniziativa che è Manus Futuri, e devo ringraziare anche ENAIP Veneto e la sua rete nazionale perché è stata l'ideatrice di questa opera, che definisco opera, che da 30 anni dà visibilità a tutto il mondo scolastico e anche a quello universitario. Grazie. Ebbene, ci siamo. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi in questa seconda edizione di Manus Futuri. Vi auguriamo buon Job Orienta e soprattutto l'appuntamento, quindi al prossimo anno, è un arrivederci. Grazie ancora.